Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo. Inizia la prima puntata dell'Imbucato. Dove siamo? Siamo al ridotto del Rendano. C'è un concorso for lady over 33, cioè dai 33 ai 93 anni. Quindi ne vedremo delle belle, no? Insieme a me non poteva mancare chi? Non poteva mancare lei, la baronessa Ezza, la Ginevra Vercilli con la qua. Ma Claudio, ma buonasera, ma bentornato pubblico dell'Imbucato, l'Imbucato 2, la vendetta. Dove mi hai portato stasera, Claudio? Un convegno di medicina? Cos'è? No, è un convegno di donne che si presentano come lady, for lady, a un concorso di bellezza nazionale. Per sopra, quelle di sopra 33 anni. 33 anni? Io non potrei partecipare, per esempio. Ah no, E tu nemmeno. ma io posso partecipare pure tu, certo. No, io no, zero, per un mese. Ah, per un Vabbè. mese giorno. Entriamo. Vediamo le bellezze. Che Gesù. emozione, Claudio, Eccola. guarda, mi ricordo quando sfilavo io. Andiamo Ci nel imbuchiamo di backstage. qua. Ci imbuchiamo di qua. Dove sono le girl? Scusi, gentildonna, dove sono le signore? Sì, bene. Grazie. Andiamo. Vieni, Pasquale. Siamo dell'Imbucato. E come si chiama lei? Teresa Vanzillotta. Vanzillotta, sì. Età? Ma Claudio non si chiede età over È 33. ma Over è giovanissima, 33, complimenti. Lei? Buonasera, mi chiamo Valentina, 36 anni, sono bulgara, però vivo a Cosenza. Buonasera, sono Patrizia Gardi e sono di Cosenza. Sono esigenti, No, non tanto. ti seguono. Sì. Come va, signora? Bene. Lei è una concorrente. Sì. Over 33 Ma è la non si dice l'età. Sono la più grande forse. Aspita, non si direbbe, signora. Tipo 93 anni. No. 93 non credo che sia veramente sono la più grande. Veramente di cuore, perché comunque tu hai uno spirito, è una cosa bella, un'esperienza bella. Ginevra li fa tutti i giorni questa esperienza, Sempre. miss qua, miss là, Sì. lei di qua, lei di là. Sì, non Quindi- mai faccio niente in vita mia, quindi all'età Ma adulta, Claudio- molto adulta, sto sbizzarrendo. No, io noto che vanno molto i fiori, anche la signora lì, la signora bellissima. induta. Ma certo, ma è molto di moda. Buonasera. Lei Ma- ricorda che abbiamo ballato un Paolo Sotano? No, non mi Gesù! ricordo, Io signora. lo ricordo io. Tu trucchi Sì, trucco. e quindi il make up. Ma il make up come sarà? Ma vediamo. E abbiamo fatto un make up che si adatta sia all'abito da giorno che da sera, una cosa molto naturale. Ma sono più esigenti loro o le ragazze più giovani? E più loro. Lei è molto dark, sado, no? Un po' sado è la Sì, signora. ma sono più dark io. Ma che intenzioni ha questa sera dopo la sfilata? Buone intenzioni. Buone intenzioni. Come mai? Che cosa si fa dopo la sfilata? Possiamo venire? È una serata sadomaso. C'è una bella serata. La signora ci ha portato la frusta pure. Quella, ma anche il microfono perché facciamo le serate io con il mio compagno, quindi andiamo. La numero 4, ricordatela, tu sei nella La numero giuria 4. stasera, Mi fai un trucco veloce che voglio vedere come truccate la star. Amore, vieni qua. Vieni qua. Ciao. Lei è Francesca. Come ti Francesca. Francesca. Ma tu concorri pure, Francesca. Pure. Concorre da Buona. mamma, io so. Esatto, mia madre. Tu lo sai che dopo deve sfilare in due pezzi.
Sì, lo so. E bene. glielo consenti, gli hai dato il permesso. Sì, ho il permesso. Brava, il permesso. Brava. Allora la vedremo. Guarda, noi siamo nella giuria, quindi tua mamma deve essere perfetta. Abbassa un po'. Abbassa un po'. No. Come ci vuole? Prendi un sopracciglio e tiralo fuori. Sono in diretta, ciao, un bacio, ciao. Siamo dietro le quinte. Non mi fa parlare. Non mi toccare Lucci, ma sei pazza. Non volevo, il ginocchio volevo toccare. Poi se sei basso. È andata là, la mano morta ha fatto la baronessa. Pasqua, fai un primo piano qua. Sì, Tutta nature. Non è vero. Non è vero, è tutto push-up. Rifattissima come tutte le No, donne. non mi sono rifatta. Ormai la bellezza naturale non esiste più. Io ancora sì, ancora. Vorrei Bugiarda. rifarmi. Fatto? Vado. Andiamo, dai, sei pronta? Andiamo. Sei grandiosa, grazie. Andiamo. Una VIP, la vera VIP. Fatemi controllare questo Giada, look, ma- scusa. Ci sono le modelle. Sì, assolutamente sì. Fanno una sfilata. Sarà una bella serata, dai. Come no? In bocca al lupo. Grazie Claudia. C'è lei, vieni qua, è lei è la diva, splendida. stupenda. Ma vi Ma com'è? conoscete? Ma Claudio, Che escono fuori conosciamo? degli altarini pazzeschi, ma scusa. Come sta? E come mai lo conosci? Che mo svia. Ma tu che cosa ne vuoi sapere? E Non ho che cosa capito. c'è Ma stai stato? zitta. È lunga e intensa. Molto intensa. Molto Lungo, intensa, a sì. fondo, una E tu sei in concorso? Sono in concorso. Ma bravo. Questa bellissima donna è Stefania Labbate. Lei è una grande artista veramente, ma non solo lei, di famiglia, è vero? Sì, siamo tutti una famiglia d'artisti, io, mio fratello, mio nipote. Cantano tutti. Ah, Suoniamo, cantante. componiamo, facciamo un po' di tutto. Vuoi fare un pezzo per Ginevra? Come Che no? lei vuole cantare, ma ha detto che vuole andare. No, proprio una canzone vorrei dedicata. Vuole fare il festival di San Cataldo. San Cataldo, non lo Calabretta. conosco però lo conosco. È uguale a Sanremo. San dico. Cataldo Calabretta, salutiamo Cataldo, Ciao. il nostro amico. Sai, c'ho in progetto una cosa bellissima. Vorrei fare un spettacolo, probabilmente anche itinerante, dedicato a Pino Daniele, tu sai che mi ha prodotto. Quindi volevo fare uno spettacolo tutto con sue Lei è canzoni. stata prodotta da Vabbè, Pino siamo a Daniele. livelli altissimi, cioè. Oh, vieni qua, tu no. Ah, ma questa pettinatura hai preso una paura, hai preso vento, hai preso qualcosa, hai il finestrino aperto, hai visto me e ti è venuta paura. E ho anche una concorrente, c'ha il numerino. Ah, ma tu sì, certo, per questo. capito, lei è un'artista, lei è una grande artista, abbiamo collaboriamo molto insieme. Ma io non Lui l'avevo è una riconosciuta. persona splendida. Tutta truccata e così sistemata. Non l'avevo riconosciuta. Prima e il dopo. No, nel bagno non ti fanno entrare, Claudio, non insistere. Buonasera, benvenuti a tutti. Fatemi un grande applauso, questa volta ci siamo, ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati alla terza edizione del concorso For Lady. E iniziamo subito la prima sfilata casual. If you wanna turn it on, go get a light bulb.
just hush the talking and let my loving ease your mind. Baby, give it to me. I'll be good company. If you wanna turn it on, go get a lighter, después bailamos. Yeah, yeah. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si te doy un beso ya estás a mis pies. If you wanna turn it on, go get a light, después hablamos. If you wanna turn it on, go get a lighter, después bailamos. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Honey rains from the sky above. No other thing that's as precious to me. You'll never find my love. You me over. You got me wrong, and that's a fact. Climb over the wall, break down all the laws when your future on. Don't let nothing hold down, nothing hold down, down. Don't let nothing hold down. Just surviving and living, just surviving. Don't let nothing hold down, nothing hold down, down. Andiamo a conoscere un po' parte della giuria. Vorrei iniziare eccolo, da Claudio Greco e la sua spalla, ecco a Ginevra, perché voi siete realmente, insomma, degli intrusi. Spiegami un po' questa trasmissione. Grazie. Intanto complimenti a te, sei bellissima, giovanissima, bella. Non è vero, ti ho criticato tutto il tempo. Ok, credo più a lei, sinceramente. Complimenti alle signore, perché ci vuole coraggio anche a fare determinate cose, quindi fate un applauso a loro, meritatissimo. Belle, stupende, bellissime tutte, però ci sarà solo una vincitrice. Noi siamo qua perché io stamattina con Ginevra Vercillo facciamo questa trasmissione che si chiama L'Imbucato.
stavamo facendo il promo nel teatro Rendano e abbiamo incontrato il mister di questa bellissima manifestazione e ci è venuta l'idea di venire con la trasmissione con la baronessa essa che è Ginevra Vergilio. Di imbucarci stasera. Io sono prestata alla televisione, a Claudio. È stata così per gioco, per scommessa, perché io dico sempre nella vita bisogna essere leggeri, che non significa essere superficiali, ma significa prendere le cose un po' dall'alto così, con leggerezza. E quindi per scommessa è andata bene la trasmissione, ci hanno chiesto di rifarla e noi siamo qui ad imbucarci. Lina Scalzi. 1998, qualche anno fa. Tanti anni fa. Però è sempre emozionante comunque assistere a un concorso di bellezza. Sì, io faccio i complimenti a tutte le ragazze, le signore che hanno partecipato, perché comunque veramente ci vuole coraggio e soprattutto ci vuole la voglia di mettersi in gioco. Non è semplice, perché magari stare seduti sembra una cosa facile, però ci vuole tanto spirito di iniziativa, tanta volontà. Sono con una miss, la baronessa non c'è, dall'altra parte dopo intervisteremo la miss, Esatto. la lady. Anch'io mi sono imbucata. Si è imbucata anche lei, lei è una vera miss, un'ex miss Calabria, miss Italia. Grazie Claudio. Senti, ma anch'io mi sono imbucata, sai? Ti sei imbucata? Sì, dalla porta di servizio. Veramente? Non lo diciamo, un segreto. Ma da dove? Da lì, la porta di servizio. Ah, si è imbucata pure lei. Non lo faccio spesso però, Lo fai Quindi se spesso. mi vedete. Lo spettacolo? Lo spettacolo è stato bellissimo. Ah. Le ragazze sono state brave perché sono state veramente coraggiose. Ci vediamo presto a Catanzaro, l'imbucato. L'imbucato, ciao. Ciao. Vince la terza edizione 2017 For Lady Francesca Gaudio. Francesca Gaudio. La fascia, la fascia. Emozionata, felice, contenta, che opinione a caldo? Non me l'aspettavo. No dai, non dire le bugie. Guarda che noi ce l'aspettavamo, Noi ce l'aspettavamo, noi Ce che abbiamo l'aspettavamo. votato. Era tutto un 5 perché i voti erano dall'1 al 5, quindi noi il massimo dei voti e abbiamo azzeccato. Sono emozionatissima. Tu sei felicemente sposata, Sì, sì, hai sì. 2 figli. Sì, sì. Sono ben informato io, Complimenti per la famiglia e complimenti a te. Grazie, gentilissima. E complimenti al marito che l'abbiamo guardato tutto il tempo, che era seduto di fronte a noi. Complimenti alla... No, abbiamo solo guardato. Guarda, che porta bene, chiudiamo l'imbucata con una corona. Mamma mia. Io già ce l'ho che la corona, meraviglia. che lei è incoronata da quando è nata, lei è Certo. la baronessa essa, quindi è incoronata, Però l'incoronata. questa corona mi è Però sempre non chiudiamo piaciuta. perché chiamo un grande artista vicino alla Miss. Vieni. Così con lo Da zainetto. imbucato. Ha imbucato Sì, pure sì, lui, ha sì, imbucato ha pure imbucato metti pure vicino lui. a me qua. Sono troppo basso. Le due alte in mezzo e così. Ma sei di partenza Siete subito? Sono di parte. No, parto dopo domani mattina però. Parti da programmi, progetti? Programmi, progetti, c'è Aria Sanremo, c'è la vincitrice di Aria Sanremo che ho prodotto io che esce entro 15 giorni su Radio Italia, Radio Kiss Kiss, Radio Cuore, eccetera, eccetera, quindi c'è una grande aspettativa e la ripartenza appunto di Aria Sanremo e poi tanta roba. tra l'altro. E sei Tanta fidanzato? roba. Sei fidanzato? Ma che ne vuoi fare Ma tu? fammelo chiedere. sei Potrei fidanzarmi però. Non sei- No, io sono fidanzata. Ah, Lei è sposata, quindi è... Non lo so. ma scusami, ma ti ho visto con la Miss Calabria tutto il tempo vicino, si può dire? Oppure ci... Questo poi è a casa- semplice No, è in ero seduta biccione, di è fronte. un'imbucata Se mi imbuco, mi nata. imbuco, se no... Comunque adesso chiudiamo, Noi ti facciamo... Chiudiamo la trasmissione insieme ok. a voi, insieme alla Miss, no? Insieme alla For Lady, concorso nazionale di bellezza, sto leggendo. Noi vi aspettiamo? Vi aspettiamo? Che mi stringi, aia! Ah sì, vi Vi aspettiamo.
limbucato, la baronessa Sessa ed io. È vero? Au revoir dall'imbucato. Bye bye. Ma che bella! Fatto, va bene? Ti è piaciuto? Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo!